Sarà Ravanusa ad aprire la stagione 2026 dell'attività sportiva paralimpica siciliana. Si svolgeranno nella città del Monte Saraceno sabato 10 gennaio su mandato della Federazione Italiana Sport, Disabilità Intellettiva e Relazionale, i campionati regionali di società di tennis da tavolo che di fatto daranno il via alla stagione sportiva 2026. Gli eventi organizzati dalla Prosport Ravanusa del presidente Giancarlo La Greca in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Manzoni di Ravanusa, con in testa la dirigente Marilena Giglia e il coordinatore Francesco Sortivo, il comitato regionale dell'ACSI Sicilia e il comune di Ravanusa. La manifestazione si svolgerà presso la nuova palestra scolastica del Plesso Vittorini. Sarà una giornata di vero sport con protagonisti una settantina di atleti paralimpici provenienti da tutta la Sicilia che si contenderanno il titolo regionale di società. Non abbiamo esitato a concedere la struttura, dice la dirigente scolastica Marilena Giglia. L'evento non rappresenta solo una competizione agonistica di alto livello, ma è una celebrazione della determinazione, della tecnica e della forza dello sport oltre ogni barriera. Sarà un'occasione unica per promuovere i valori dell'inclusione sociale attraverso lo sport. La scelta di Ravanusa per l'apertura della stagione sportiva non è un caso. La SD Pro Sport curerà tutta l'organizzazione dando ampie garanzie organizzative, ma l'assegnazione rappresenta un segnale tangibile al momento di sport paralimpico che nel giro di qualche anno ha fatto sì che la città agrigentina divenisse un punto di riferimento per centinaia di atleti grazie alle attività svolte presso il centro multiservizi di Ravanusa.